Astro nascente, destinato ad una sicura fama mondiale, il giovane violinista salernitano Giuseppe Gibboni, primo assoluto del premio intitolato al maestro Claudio Scimone e subito dopo al prestigioso Paganini, ha innamorato, superandosi con il suo indubbio virtuosismo, tecnica e sentimento, il pubblico che, pur tra 1000 eventi concomitanti, ha affollato l'Auditorium Pollini di Padova per il concerto inaugurale del Veneto Festival internazionale Tartini dei solisti veneti, che, guidati con quel mix di leggerezza e vigore ormai diventato il tratto dell'orchestra sotto la direzione sempre attenta del maestro Giuliano Carella, hanno creato un perfetto binomio di grazia e equilibrio dialettico con il solista. Passaggi difficilissimi e note inarrivabili in questo concerto di Paganini, dominati con sorprendente precisione e intonazione. Il concerto di apertura di questo 52esimo festival, la cui prima parte è stata dedicata ad una straordinaria sequenza di sinfonie rossiniane, il Barbiere di Siviglia, l'Italiana in Algeri e la Cenerentola, prelude ad una stagione che si annuncia imperdibile. E a giudicare dallo splendido esito di questo primo incontro è molto probabile che l'amicizia e la collaborazione tra Gibboni e solisti sarà lunga e proficua. Maestro, un'apertura bellissima con grande energia. Grazie. È stato un bellissimo concerto, tra l'altro alla fine sono veramente felice del programma che abbiamo scelto, perché le 3 sinfonie di Rossini sono un vero virtuosismo per l'orchestra degno dei solisti veneti, e la presenza di Giuseppe Gibboni è stato veramente un momento straordinario, perché questo ragazzo è sicuramente non tra i grandi ma tra i grandissimi talenti della sua generazione, per cui, considerando il fatto che è nato nel 2001 e che suona in questa maniera, ci si aspetta da lui veramente grandi cose. Devo dire che i solisti veneti e il premio Scimone mi hanno portato tanta fortuna e sono molto grato ai solisti veneti del premio Scimone. Tutti dicono che hai un'intonazione perfetta, ha un grandissimo equilibrio e anche comunica una grande emozione. Che cosa vorresti, quale segno vorresti lasciare con il tuo suono? Ma sicuramente quello che provo a fare è lasciare il segno di una scuola importante, che è la scuola italiana del violino. Io ho studiato molto in Italia e spero che si formi di nuovo quella che è stata la grande scuola italiana del violino, e spero nel mio piccolo di poterla portare un po' in giro nel mondo, ecco. Ho sentito già che i solisti veneti vogliono appaltarti per l'integrale di Paganini. Ah beh, io firmerei adesso, diciamo.